Buongiorno, le principali notizie. Esami di maturità, tra le 7 tracce per il tema anche il messaggio di speranza ai giovani del giudice Borsellino, in diretta le prime impressioni degli studenti. Ad Agrigento ancora una morte sul lavoro, un operaio di 26 anni è rimasto folgorato durante il montaggio di un impianto fotovoltaico a Menfi. La famiglia chiede che si faccia chiarezza. Nuove minacce al presidente del Tribunale per i minorenni di Palermo, Claudia Caramanna. Ha trovato un foglio di giornale con il suo nome e delle croci, intensificata la vigilanza. Si allarga l'inchiesta su appalti e mazzette nella sanità, intanto la Commissione regionale antimafia chiede alla Procura le carte delle indagini. A Taormina, in presidio da 4 giorni e 4 notti, i genitori dei piccoli pazienti del centro di cardiochirurgia pediatrica Bambin Gesù. La proroga scade il 31 luglio. L'estate è bizzarra, il sole fa capolino alla playa di Catania e sulla spiaggia c'è chi va e sfida il vento, l'umore dei bagnanti. Dopo l'ufficialità di Pippo Inzaghi, Palermo si tuffa sul mercato, rosanero sulle tracce di Augello, in scadenza con il Cagliari. Per la Porta, obiettivo Audero. A Catania Pelligra nelle prossime ore lascerà la città dopo aver programmato la prossima stagione. Ora si attendono le ufficializzazioni dei ruoli dirigenziali e poi sarà calcio mercato. Eccoci, buongiorno. In apertura gli esami di maturità, una prova importante per 500.000 di studenti in tutta Italia, 40.000 in Sicilia. Oggi l'esame di italiano con 7 tracce, tra cui il messaggio di speranza ai giovani del giudice Borsellino, e per la letteratura anche brani del Gattopardo. Noi andiamo in diretta al liceo di Catania Galileo Galilei e per noi c'è Desirée Ferlito. A te, Desirée. Buongiorno Giusy, hai detto bene, siamo qui davanti al liceo Galilei dove proprio in questo momento si sta svolgendo la prima prova degli esami di maturità. I ragazzi hanno a disposizione ancora mezz'oretta, finiranno per le 2:30, hanno iniziato alle 8:30, quindi 6 ore a disposizione. Lo abbiamo detto, sono 7 le tracce a disposizione degli studenti, uguali per tutto il territorio nazionale, suddivise in 3 categorie: analisi del testo, produzione di un testo argomentativo e riflessioni su tematiche appunto di attualità. C'è molta Sicilia in queste tracce, ha molto colpito appunto tra tutte il brano ispirato al pensiero del giudice antimafia Paolo Borsellino dal titolo I giovani, la mia speranza. Molto bello il commento di Salvatore Borsellino, il fratello del giudice ucciso dalla mafia, che ha detto: è stato molto emozionante. In quelle parole ritrovo esattamente quello che racconto spesso ai ragazzi riferendomi appunto a questa lettera che proprio Borsellino aveva scritto ai giovani di un liceo di Padova, ed è stata ritrovata sulla scrivania del giudice poco dopo la strage di via D'Amelio. Abbiamo un ragazzo qui che ha finito da poco la sua prova e appunto andiamo a chiedere qual è stata la prova da te scelta. Va bene, io nonostante la tematica della mafia mi fosse molto a cuore, in quanto siciliano, ho scelto la tipologia di tipo B1 sugli anni 30, sulla crisi economica americana, poiché è quella che rileggendola più volte mi sentivo un po' più a mio agio, quindi questa è stata la mia scelta, sì. È stata difficile, te l'aspettavi? In realtà è stata più facile di quanto pensassi, sì. È molto più la pressione psicologica che uno ha i giorni prima piuttosto quella che hai durante la prova. Bene, allora in bocca al lupo per domani. Ah, ci sono altri studenti, Giusy, guarda, andiamo live proprio a chiedere, siamo in diretta. Allora, com'è andata? Bene, bene, siamo molto contenti delle tracce che sono uscite quest'anno, nonostante fossero completamente diverse da quelle previste. Che cosa hai scelto tu? Quello sulla mafia. Ah, ecco, vedi, ne parlavamo poc'anzi. Come ti sei trovata con questo tema? Mi sono trovata molto a mio agio perché è una tematica che in questi 5 anni di liceo abbiamo trattato ampiamente e che effettivamente in un'epoca in cui si pensava all'intelligenza artificiale si continua ancora a parlare di mafia. Ecco, tu che cosa hai scelto? Io pure ho scelto il tema della mafia, nonostante mi trovassi a dover scegliere anche la tipologia B2, dove c'era il New Deal, dove si parlava di economia, però mi trovavo molto di più con la tematica della mafia perché le abbiamo trattate davvero tanto in classe, soprattutto nel percorso di 5 anni, quindi mi trovavo abbastanza ferrato e l'ho voluta citare. Bene, grazie, allora in bocca al lupo per domani. Speriamo bene per Mattia.
E appunto, proprio per citare appunto le parole di Borsellino nel suo messaggio, nella sua lettera, appunto lui dice: quando i giovani saranno adulti avranno più forza di combattere la mafia di quanto io e la mia generazione abbiamo avuto. Un messaggio appunto molto forte per i ragazzi che si trovano ad affrontare un momento importante per la loro vita. Per gli autori invece c'era anche Pasolini. Tornando alla Sicilia, anche un passaggio tratto da Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, dedicato alla visita di Angelica nella casa dei principi di Salina. E poi infine per il testo argomentativo una riflessione sul termine rispetto, che è una parola diciamo molto in voga secondo Treccani, addirittura è la parola dell'anno. Per l'attualità un'analisi critica sul ruolo dell'indignazione dei social media. Ci troveremo tra poco a scoprire quali sono state le tracce più gettonate dai nostri studenti, quali sono state le loro emozioni. Con questo do la linea allo studio. Grazie, ciao Giusy. Grazie Desiree, ovviamente in bocca al lupo a tutti i maturandi. Noi andiamo avanti col nostro telegiornale. La cronaca purtroppo ci fa segnalare ancora una morte sul lavoro. È stata disposta infatti l'autopsia sul corpo dell'operaio di 26 anni rimasto ucciso ieri mentre lavorava in un impianto fotovoltaico a Menfi. Siamo in provincia di Agrigento. La procura di Sciacca ha aperto un'inchiesta e la famiglia chiede chiarezza. Maglio Viola. Sarà l'autopsia a dover chiarire le esatte cause cliniche della morte di Samuele Scacciaferro, l'operaio di 26 anni di Caccamo nel Palermitano, morto mentre eseguiva alcuni lavori a Menfi, nell'Agrigentino. La procura di Sciacca, competente per territorio, ha disposto l'autopsia sul corpo del malcapitato, rimasto folgorato da una scarica elettrica mentre stava lavorando a un impianto fotovoltaico in contrada genovese. Il parco in questione è stato posto sotto sequestro e sono tuttora in corsa accertamenti tecnici e la raccolta delle dichiarazioni dei testimoni. La ricostruzione dell'incidente e la regolarità delle autorizzazioni tecniche e amministrative dell'impresa proprietaria dell'impianto sono affidate ai carabinieri. La famiglia ha dato mandato all'avvocato Giuseppe Canzone di seguire la vicenda. Bisognerà fare piena luce su tutti gli aspetti di questa tragedia, a partire dalle mansioni assegnate a Samuel, ai percorsi di formazione e sicurezza previsti dalle norme di prevenzione, fino all'organizzazione e alla sicurezza generale del cantiere, dicono i familiari in una nota ufficiale. Le istituzioni, le aziende, le organizzazioni sindacali e tutta la società civile hanno il dovere di impegnarsi concretamente e non solo a parole per garantire condizioni di lavoro sicure, formazione adeguata e controlli rigorosi. Nessuna famiglia dovrebbe trovarsi a piangere un figlio partito per lavorare e mai più tornato. L'amministrazione comunale è vicina alla famiglia che vive questa nuova tragedia, dice il sindaco Franco Fiore. Caccamo perde un altro figlio in circostanze tragiche. Morti bianche e femminicidio sono le piaghe di questi anni e il nostro paese le vive sulla propria pelle, al pari del resto d'Italia, conclude il primo cittadino, ricordando anche la vicenda di Roberta Siragusa. Andiamo a Palermo, nuove minacce al presidente del Tribunale per i minorenni. Claudia Caramanna ha trovato un foglio di giornale con il suo nome e delle croci, intensificata la vigilanza. Lorena Dolci. Quando fiction e realtà si incrociano, mentre nelle aule del Tribunale di Palermo si girava il film su Francesca Morvillo, magistrato e moglie di Giovanni Falcone, un'altra donna magistrato finiva nel mirino. Proprio in quei giorni, era l'agosto scorso, qualcuno si intrufolava nelle stanze e lasciava all'interno di un fascicolo un foglio di minacce. Devi smettere di occuparti dei figli degli altri. Claudia Caramanna non si è fermata e neanche le minacce. In questi giorni è stato trovato un altro ritaglio di giornale con la foto di Falcone e sopra la scritta Caramanna e poi una croce grande e 3 croci piccole. Il motivo? La presidente del Tribunale dei minori di Palermo ha continuato a sentire le mogli dei 180 boss arrestati nell'ultimo blitz della DDA. Ad ognuna ha spiegato che c'è un'alternativa ai propri figli, che possono andare via e ricominciare lontano da dove sono cresciuti. È il messaggio del protocollo Liberi di scegliere, ideato dal presidente del Tribunale per i minorenni di Catania, Roberto Di Bella, e finito alla base di una legge regionale e di un protocollo nazionale. Un messaggio rivoluzionario che mina alla base il potere mafioso. Alla Procura per i minorenni di Palermo i fascicoli per la decadenza dalla responsabilità genitoriale sono passati da 33 a 123. Le famiglie dei boss mostrano di non gradire. Alla giudice, che da mesi vive sotto scorta, è stata intensificata la vigilanza. E promette di allargarsi l'inchiesta su appalti e mazzette nella sanità. Intanto la Commissione regionale antimafia chiede alla Procura le carte delle indagini. Maglio Viola.
Sbarca in Commissione regionale antimafia l'ultimo scandalo della sanità siciliana. La Commissione ha infatti chiesto alla Procura la trasmissione degli atti relativi all'indagine sulla gestione degli appalti nel sistema siciliano. La Commissione presieduta da Antonello Caracolici vuole vederci chiaro sul sistema messo in atto, secondo l'accusa da Antonino Sciacchitano, il commercialista noto a tutti nella sanità isolana e consulente di diverse strutture ospedaliere, ASP e persino del sistema di controllo regionale. Almeno 5 gli appalti finiti nel mirino della Procura della Guardia di Finanza perché manipolati, lavori per 130 milioni di euro affidati dalle ASP di Trapani e Caltanissetta e dalle due principali aziende ospedaliere palermitane, il Civico e il Villa Sofia Cervello. Nel sistema, dopo i provvedimenti, si è aperta una falla. Parla uno degli imprenditori che avrebbe pagato una tangente al gruppo. Si tratta di Umberto Maggio, titolare della Pacifico SRL. Lui e fra 15 indagati ammette di aver pagato una tangente di 10.000 euro destinata proprio a Ninni Sciacchitano. Dice di averli consegnati personalmente in contanti proprio a Sciacchitano in cambio di notizie riservate sulla gara d'appalto, in particolare quella dell'ospedale civico di Palermo per il servizio di sterilizzazione e noleggio di strumenti chirurgici. I 10.000 euro di Maggio sarebbero una parte dei 50.000 in contanti trovati a Sciacchitano, 3.000 addosso, 47.000 a casa. Ma la vicenda è più complessa di così. Sciacchitano sarebbe la testa dell'organizzazione, ma al suo fianco ci sarebbero altre persone e soltanto una attualmente è stata identificata dagli investigatori, mentre sono ancora da comprendere i ruoli dei vertici di ASP Ospedali, il livello di infiltrazione, così come va ricostruita nel dettaglio la fuga di notizie, la manipolazione delle gare e i soggetti che vi hanno collaborato. A Taormina sono in presidio da 4 giorni e 4 notti i genitori dei piccoli pazienti del centro di cardiochirurgia pediatrica Bambin Gesù. La proroga scade il 31 luglio e ancora non ci sono notizie sul futuro del centro. Oggi il caso in Commissione Salute all'ARS. Francesco Triolo. La quarta notte di presidio è trascorsa, ma la preoccupazione è sempre viva. Il comitato dei genitori dei piccoli pazienti del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina non ha intenzione di smontare le tende se prima non arriveranno notizie sul futuro della struttura di eccellenza del Bambin Gesù, perché al CCPM di Taormina ci sono bambini e bambine nati, cresciuti e tenuti in vita attraverso terapie specifiche sperimentali. Su di noi non c'è soltanto quindi la spada di Damocle, diciamo, della salute, dell'imprevisto a livello di salute dei nostri figli, dei nostri cari, ma adesso si deve aggiungere in maniera, e perché si deve aggiungere non si capisce, questa problematica delle tempistiche, del dubbio sul quando, sul dove, sul come, non va bene. Questo centro è importante per noi, questo centro, perché senza questo centro noi dove andremo? Per il mese scorso mia figlia ha iniziato una terapia sperimentale con un farmaco sperimentale per il cuore e deve essere monitorato costantemente. E se il 31 luglio qui finirà tutto, io devo portare mia figlia. Io non voglio vedere mia figlia, questa è la mia preoccupazione. Oggi il caso del CCPM verrà affrontato anche dalla Commissione Salute dell'ARS, convocata appositamente per fare il punto a 40 giorni dalla scadenza della proroga, e i genitori lanciano un appello. Io vorrei che ci fosse un maggior interesse per la risoluzione della problematica, in maniera però definitiva. E tutto parte ovviamente non dal decreto Balduzzi, che ormai è superato, ma dobbiamo partire rimettendo il CCPM appunto all'interno della rete ospedaliera, e che ancora invece non è uscita e doveva già uscire. Se non paghi ti taglio la gola, un altro parcheggiatore violento arrestato a Catania dalla polizia. Il 39enne straniero era già stato multato in passato, i poliziotti lo hanno trovato in via Carlo Felice Gambino. È stata inaugurata stamattina dal Presidente della Regione siciliana Renato Schifani la nuova sala operativa unica regionale nella sede di Sicilia Digitale a Palermo. Obiettivo della struttura è potenziare il sistema di controllo e monitoraggio antincendio in Sicilia, riunendo le unità dei dipartimenti della Protezione Civile, del suo volontariato, del Corpo Forestale, nel periodo antincendio anche del Corpo dei Vigili del Fuoco. Ma adesso sentiamo proprio il Presidente della Regione Schifani che commenta proprio questa apertura del nuovo centro operativo unico antincendio. Sentiamo. È un passo verso una sinergia tra vari corpi dello Stato, forestale da un lato, Regione Protezione Civile, dall'altro lato Corpo Forestale appunto, per fare vigili del fuoco, per fare in modo di affrontare le emergenze con la maggiore sinergia possibile di collaborazione.
È un passo in avanti che prelude all'inaugurazione l'anno prossimo della control room che attraverso riprese dall'alto controllerà tutto il territorio, questo grazie a fondi del PON Legalità messici a disposizione del Governo nazionale che erano quasi persi e che abbiamo recuperato grazie alla sensibilità del Ministro Piantedosi. Bizzarrie d'estate, il sole fa capolino alla playa di Catania e sulla spiaggia c'è chi va e si fida invece sfida il vento e chi viene. Sentiamo l'umore dei bagnanti raccolte da Tonino De Mana. C'è chi scruta l'orizzonte godendosi la brezza marina, c'è chi legge un libro, c'è chi guarda il cielo osservando con sospetto le nuvole minacciose, chi viene e chi va, perché il tempo a Catania non è clemente, ma è pur sempre giugno inoltrato con temperature poco sotto i 30 gradi. Qualcuno consulta lo smartphone. Scommetto che lei sta consultando le previsioni meteo. Già sapevo che oggi era una brutta giornata, poi il primo giorno abbiamo aperto la stagione estiva. E non è proprio il massimo, però ci rilassiamo un poco. è temerario, c'è un vento. Sì, lo so, il bambino è voluto venire qua a mare stamattina, anche con brutto tempo. Cuore di nonno. Sì. Servizio di salvataggio attivo ed in allerta perché il vento può creare più di un problema. La bandiera? Bandiera è lì, sta lì, rossa, gialla, c'è un obbligo per chiudere gli ombrelloni, però sappiamo che magari non tutti rispettano questa regola. Purtroppo è sempre una spiaggia libera e dobbiamo, come ho detto prima, adattarci. Il vento sì, è pericoloso anche, perché a volte gli ombrelloni partono e qualcuno si becca qualche colpo in testa. Il sole fa capolino, a volte si nasconde. Ma dov'è il sole? Non c'è, sto prendendo le nuvole. Tanti si godono la giornata al mare, altri rinunciano a malincuore ed alzano bandiera bianca. Il bagno non l'ho fatto io, mia moglie neanche, comunque ci siamo divertiti abbastanza. Guardi la giornata com'è, più di questo non possiamo fare niente. Che peccato. Vabbè, domani o dopodomani se non piove. Tempo instabile anche domani, poi la grande calura prenderà di nuovo il sopravvento. Torna l'appuntamento con il sindaco, il confronto con il primo cittadino di Catania, Enrico Trantino, in diretta su Telecolor dopo il TG alle 14:30. Per le vostre domande, segnalazioni e lamentele scrivete al numero WhatsApp 342 74 55 005 oppure inviate una mail a Sicilia24Focus Telecolor. Vi aspettiamo appunto sulla nostra rete alle 14:30. Breve pausa e poi a Palermo, dove potrebbe essere addio alle carrozze con i cavalli. A Palermo potrebbe essere addio alle carrozze con cavalli, la Giunta ha annunciato lo stop ma serve il sì del Consiglio Comunale. Intanto la rabbia dei cocchieri che dicono e noi adesso che facciamo? Marco Gullà. Una svolta storica. A Palermo entro un anno si potrebbe dire addio per legge alle carrozze trainate da cavalli che portano in giro i turisti. La giunta comunale ha annunciato lo stop, ma serve adesso il sì del Consiglio. A Palermo finalmente sta crescendo la sensibilità intorno al benessere animale e alla tutela dei loro diritti e sta crescendo da diverse parti dell'amministrazione e delle forze politiche la volontà di trovare delle soluzioni condivise superando gli ostacoli normativi per abolire le carrozze trainate dai cavalli. E oggi siamo stati nel cuore della città e questa notizia ovviamente non fa che gettare nello sconforto i cocchieri che comunque in caso di addio alle carrozze avrebbero un indennizzo. L'ho presa male, come io, come gli altri colleghi miei. Qua il cavallo Che fa il cavallo? Che fa? Il cavallo è all'ombra. Ci diamo da bere, ma i primi animalisti siamo noi che tuteliamo il cavallo, non loro che sanno fare il cavallo, neanche sanno quanto mangia un cavallo. Non tramonta però l'idea che si possano fare omologare delle apposite carrozze elettriche come già accade in altre città. Quanti anni fa lei questo lavoro? 40 anni. No, 40 anni, mio padre cocchiere, mio nonno cocchiere, i miei cocchieri, tutti cocchieri dopo. E lei pensa che io alla sera non dormo. Alla notte non dormo perché penso a questi qua che vogliono togliere i cavalli. Ma stanno scherzando? Lei c'ha figli, c'ha famiglia? C'ho figli, una famiglia, ho comprato una famiglia qua, ho cresciuto una famiglia, campo una famiglia. Io ho la casa da pagare, 450 euro al mese. Se devo i cavalli, come la pago? Intanto conosciamo Caterina e Salvatore, una bellissima coppia che si ritrova indirettamente al centro di polemiche e spaccature e in attesa di capire quale sarà il suo futuro.
Il cinema da domani nelle sale italiane, il nuovo film del regista catanese Giovanni Virgilio con 2 attori siciliani d'eccezione, Nino Frassica e Alessio Vassallo. Il film si intitola Arrivederci Tristezza. Eva Spampinato. Se mia figlia ti ha lasciato un motivo ci sarà. Un film che parla di seconde possibilità con un punto di vista maschile lontano dagli stereotipi delle cronache attuali. Buongiorno tristezza. Arrivederci Tristezza, il nuovo film del regista catanese Giovanni Virgilio, dal 19 giugno nelle sale italiane, è stato presentato in anteprima al Taormina Film Festival con un ottimo successo di pubblico. Complici gli amatissimi protagonisti, tutti siciliani: Alessio Vassallo, che interpreta Aldo, quarantenne mollato dalla storica compagna di 15 anni, e Nino Frassica, un terapeuta sopra le righe. E poi un tema super attuale, il ghosting. Io neanche sapevo l'esistenza di questo termine. Ghosting. Sparire come un fantasma, senza dare nessuna spiegazione. Quando vieni costato, vieni lasciato, qui è un film al maschile, gli uomini non devono andare a compiere quello che leggiamo purtroppo sulle cronache dei giornali, ma possono essere assistiti in questo caso da uno psicoterapeuta, che vi assicuro che è serio in questo film, che è Nino Frassica. E soprattutto poi la cosa bella è che si comincia a parlare, che è una cosa che manca in questo periodo, la comunicazione tra i giovani e anche tra gli adulti, siamo tutti chiusi nei telefoni. Invece parlare e confrontarsi ci fa anche capire che molte di queste persone hanno vissuto la nostra esperienza. Dottore! Ma si rende conto di che ora è? La prego, mi aiuti a calmarmi. È un dramedy, perché comunque c'è una parte di dramma e una parte di allegria, nel senso, anche perché per esorcizzare questa Arrivederci Tristezza l'allegria era importante. Con il supporto di un'amica e di un inedito psicoterapeuta, Aldo scoprirà che anche le ferite più profonde possono diventare il punto di partenza per un nuovo inizio. Ma ci racconta anche come esorcizzarla questa tristezza, come incamerarla e come conviverci. Il film, girato ad Acireale, racconta con dolce ironia e sensibilità come il cuore possa ricominciare a battere. Una breve pausa e poi lo sport, il calcio, con il Palermo che si proietta verso il calciomercato e i piani di Pelligra per il Catania. Dopo l'ufficialità di Pippo Inzaghi, il Palermo si tuffa sul mercato rosanero, che sono sulle tracce di Augello, in scadenza con il Cagliari per la Porta, obiettivo Audero. Marco Gullà. Arrivata l'ufficialità di Pippo Inzaghi come nuovo allenatore, il DS Carlo Osti pensa alla costruzione del nuovo Palermo. Non ci sarà una rivoluzione, ma sarà puntellata e impreziosita la rosa. Una delle opportunità attualmente prese in considerazione dal club rosanero riguarda Tommaso Augello, laterale mancino classe 94, il cui contratto con il Cagliari è in scadenza, consentendo così un'acquisizione a parametro zero. In alternativa si valuta Bradaric, mancino croato di proprietà del Verona. Per quanto concerne la fascia destra, l'opportunità individuata è rappresentata anche da Lazovic, anch'egli in uscita dal club scaligero. Difficile arrivare a Salvatore Esposito dello Spezia. Il club ligure chiede molto per il regista, 6 milioni di euro. Sul centrocampista però ci sono anche società di Serie A. Per la Porta, rosanero che puntano sul ritorno di Carlos Audero. Osti è a lavoro infatti per riportare l'ex Inter a Palermo. Con ogni probabilità il Como continuerà a puntare sul francese Jean Boutet, e Audero, che ha ancora 28 anni, è in cerca di un ruolo da protagonista, magari proprio con la maglia rosanero. E il Catania si prepara a salutare il presidente Rosario Pelligra, che nelle prossime ore lascerà la città dopo aver programmato la prossima stagione. Francesco Triolo. Le ultime ore in città del presidente Rosario Pelligra sono destinate a chiudere gli ultimi dettagli di tutto quanto fatto nei giorni della sua permanenza a Catania. Ieri sera Pelligra ha incontrato lo staff dirigenziale rosso-azzurro e gli sponsor per illustrare il piano di azione della prossima stagione. Dopo l'ufficializzazione dell'addio di Faggiano, il quadro sembra ormai delineato e si attende solo la conferma nero su bianco di quanto dietro le quinte avviene da mesi. Innanzitutto la nomina del direttore Alessandro Zarbano, che opera ormai con pieni poteri, quindi di Vano Pastore, che sarà il nuovo direttore sportivo. Se Zarbano dovrà occuparsi dell'organizzazione societaria a tutto tondo, a Pastore spetta forse il ruolo più complicato da qui a qualche settimana. Il nuovo DS è uno che parla poco e poco si fa vedere, preferisce agire senza dare nell'occhio, dovrà costruire la squadra da affidare a Mimmo Toscano.
seguendo il budget della proprietà e le indicazioni del tecnico. Intanto dovrà sfoltire la rosa per cercare di dare a Toscano, già dal ritiro di Norcia, un gruppo più omogeneo possibile. Nelle idee di Grella c'è anche la possibilità di affiancare a Pastore un collaboratore inquadrato nel ruolo che occupava lo stesso Pastore, un'opzione da considerare più che concreta, pensata per rafforzare la direzione dell'area tecnica. Sul fronte giocatori inizia a circolare qualche nome, dall'ex Vicenza Ronaldo, che però ha 35 anni, a quello di Ivano Varone, lo scorso anno all'Ascoli, ma che Toscano conosce per averlo già allenato. In uscita la Ternana sembra voglia riscattare Ciance, sta provando a riportare in Umbria anche Cicerelli, ma dipenderà dalla volontà del giocatore, che vorrebbe accasarsi in Serie B. È tutto per questa edizione, la prossima alle 19. Grazie per l'ascolto e buon pomeriggio.